Allora, siamo sempre collegati con il Presidente Passarini, Presidente CIA Veneto, invece qui in studio abbiamo il direttore della CIA Padova e direttore CIA Veneto Antonini. A lei passo la stessa provocazione che è stata anche abbastanza forte, insomma, crisi nera per le aziende del settore agricolo per questa speculazione, perché il Presidente ha detto diciamo le cose come stanno realmente, una speculazione sui prezzi. C'è sempre Quindi stata... a danno dei consumatori e dei produttori. Ma c'è sempre stata la speculazione, il problema è oggi che è ancora più grave, nel senso che oggi è ancora messo più in evidenza tale speculazione. Allora su questo non è tanto una speculazione, ma manca una politica agricola che valorizzi i prodotti italiani. Ecco, questo è il termine corretto. Oggi ci manca una politica agricola italiana che valorizzi i prodotti agricoli italiani. Chi deve farla questa cosa? Chiaramente non può non farlo che il governo. Basti pensare che questi 400 milioni di euro, che è irrisorio rispetto a quei 500 miliardi che ci sono garantiti per il Covid-2019 per alcuni settori dell'agricoltura, tra cui anche il latte, tra cui anche il florovivaismo, che tra l'altro ha subito grandi danni all'inizio del Covid, tra cui anche altri settori importanti come l'agriturismo e le fattorie didattiche incluse, ad oggi le nostre aziende agricole hanno preso 0 lire e nemmeno se ne parla a livello nazionale, cioè lo hanno inserito all'interno del decreto legge per quanto riguarda la valorizzazione di questi prodotti, l'intervento specifico in questi settori, e ad oggi non se ne parla, se non alcuni ammassi che sono stati determinati a livello europeo, e quindi l'ammasso del latte che dà la possibilità quindi alle aziende di trasformazione, che oggi noi abbiamo anche nel Veneto, di portare fuori dai loro magazzini i formaggi stagionati e quindi rimpiazzare con altro latte e quindi dare la possibilità alle aziende agricole di aumentare quel prezzo. Ma quello è l'unico sistema oggi che abbiamo la necessità di affrontare, quindi una politica specifica che valorizzi i nostri prodotti a scapito di chi? Beh, certamente anche dell'importazione di prodotti stranieri. I nostri prodotti sono garantiti e i nostri prodotti devono essere tutelati. E ricordo che per produrre l'agricoltore non produce solo prodotti primari, ma è anche un elemento determinante, importante per il territorio, per l'ambiente, e quindi quando si parla di green, quando si parla di verde, quando si parla di un sistema che oggi abbiamo necessità di avere sempre più alla portata della sostenibilità, beh, parliamo proprio di questo, ma allora su questo ci vogliono politiche specifiche per intervenire su questo, e quindi ecco quindi la necessità di avere anche finanziamenti particolari, specifici alle aziende agricole e anche alle aziende di trasformazione che trasformano prodotti italiani. Presidente, a questo punto che cosa concretamente pensate di fare? Quali passi pensate di intraprendere? E poi se da soli o insieme alle altre sigle sindacali in qualche modo che rappresentano la categoria, o se rivolgersi in qualche modo all'Europa, insomma che cosa pensate di fare? Perché comunque l'agricoltura è un ambito economico rilevante, stiamo parlando anche sempre di economia. Sì, devo dire che l'agricoltura, assieme agli eroi che sono stati i medici e gli infermieri, è stata quella che nel periodo della pandemia non si è fermata, non ci potevamo permettere di fermarci. Primo perché bisognava dar da mangiare ai cittadini, secondo perché non è che le nostre stalle, le nostre aziende, le nostre culture accendi un interruttore e quindi le puoi spegnere. Rispetto a quello che è la sua domanda, noi non ci siamo mai fermati di stare a contatto stretto con le istituzioni regionali, nazionali per quanto riguarda i nostri livelli, apportando anche dei contributi sui decreti che man mano venivano messi in piedi. Oggi noi abbiamo bisogno assolutamente di liquidità, e liquidità non data a fronte di debito, perché le aziende hanno bisogno di soldi freschi, immediati, a fondo perduto, perché il rischio è che in questa ripartenza, se non le teniamo in piedi, se non le teniamo vive, probabilmente alcuni asset nostri strategici verranno meno, e quindi è chiaro che può avere una ricaduta su tutto il sistema alimentare, agroalimentare, ma anche sociale, perché come ho detto prima il direttore, fare agricoltura non significa solo produrre derrate alimentari, ma significa mantenere il territorio, significa ad esempio, penso alle fattorie didattiche, penso agli agriturismi nell'ambito turistico, le fattorie didattiche nell'ambito sociale, quindi è tutto il sistema interconnesso che va immediatamente messo in aiuto.
Ci sono questi decreti, c'è questo 1 miliardo e rotti, 1,3 miliardi sul decreto rilancio, di cui 500 milioni saranno le filiere, 100 milioni per interventi sul vitivinicolo. Adesso non sto ad elencarle tutte le misure, ma il problema è che oggi noi assistiamo soltanto a denunciazioni, abbiamo bisogno che il governo intervenga il più presto possibile. Questa è la nostra richiesta. Dopodiché vedremo quali saranno le risorse che arriveranno dall'Europa. Si parla di questo New Recovery Fund, quindi questi che dovranno essere all'incirca circa 15-16 miliardi di euro sull'ambito europeo, di cui 2 miliardi andranno legati alla PAC in Italia. Anche lì noi abbiamo chiesto, ad esempio, che non si aspetti la programmazione della futura PAC che arriverà nel 2022, forse oltre, perché calcolando anche quali saranno i nuovi criteri da adottare rispetto alla nuova politica agricola comune europea, dove dovremo recepire tutta quella che è la strategia Farm to Fork, biodiversità, che è contenuta nel Green New Deal. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quella parte di questi 2 miliardi che arriveranno per l'Italia sono stati generati grazie all'emergenza Covid, devono essere spesi sull'emergenza Covid, quindi immediatamente. Diciamo che ieri era già tardi. Quindi stiamo qui a vedere, stiamo un attimo a vigilare cosa succederà. Sicuramente siamo sul pezzo, lo siamo stati dal 9 di marzo quando ci fu il lockdown, e quindi quando siamo stati chiamati con senso di responsabilità a rappresentare gli editori agricoli. Ecco, direttore, a questo proposito, ci sono delle possibilità a fondo perduto per certe aziende, settore agrituristico per esempio, oppure fattorie didattiche, ci sono dei finanziamenti? Beh, guardi, se guardiamo i giornali, ogni giorno sono sempre finanziamenti tutti a fondo perduto. Ad oggi, ritorno a dire, le aziende 0 lire, quindi oggi le difficoltà molto importanti che hanno le nostre aziende è la parte della liquidità. Ma questa parte della liquidità non viene nemmeno con i prestiti con le banche. Una burocrazia incredibile. Basti pensare che a livello nazionale all'agricoltura è stato stabilito che con dare una possibilità di un finanziamento con una cambiale agraria di 30 milioni di euro a livello nazionale e di far intervenire l'istituto specifico. Beh, la cambiale agraria. La cambiale agraria. Lei può pensare una cosa, alla baggianata che hanno inventato, perché altro non si può dire, che ad oggi un'azienda agricola che aveva comunque la possibilità di arrivare ai 15-20 mila euro di questa famigerata cambiale agraria, devono andare a Roma per firmare, fisicamente devono partire, devono andare a Roma per firmare la cambiale, per firmare la documentazione, per accedere nel momento in cui... Ma su un paese normale, con le firme digitali, ma secondo lei questo è possibile? Cioè è una cosa incredibile. E allora quando si parla di sburocratizzare, quando si parla di digitalizzare, ma di cosa stiamo parlando? Andiamo in televisione a dire questo e poi invece diciamo ai nostri agricoltori per 15.000 euro devi prendere il treno, devi andare a Roma, devi firmare, poi ritorni indietro per far cosa? Per aver fatto una firma, che quella firma la può fare tranquillamente un'altra banca, con accordi specifici, lo può fare tranquillamente in un altro sistema digitale che oggi noi tutti conosciamo. E quindi ecco, per capire le difficoltà che oggi abbiamo come Paese, come Mondo Italia, su anche la sburocratizzazione completa e quindi anche l'accesso al credito. Presidente, questa è di una gravità inaudita. Siete intervenuti a questo riguardo a livello nazionale? Perché penso che non riguardi solo... Siamo intervenuti, più che una gravità, è di una sconcezza inaudita, perché se pensiamo che ogni giorno ci predicano che dobbiamo essere innovativi, i nostri giovani devono essere smart, e poi troviamo un'inerzia pazzesca all'interno del sistema della macchina burocratica, questo è l'elemento che stride. Oggi il nostro Paese non è indietro perché le imprese non hanno innovato, perché questo non è vero, le imprese hanno difficoltà, comunque fino a ieri hanno cercato di stare al passo. Noi abbiamo una macchina burocratica, e dietro la macchina burocratica purtroppo abbiamo famiglie, abbiamo dipendenti che molto probabilmente difenderanno una loro situazione, ma oggi noi invochiamo
una sburocratizzazione ma vera, perché se no il problema è che saremo sempre più lontani rispetto a paesi come la Francia, la Germania, che dal punto di vista innovativo vantano di sburocratizzazione vantano sicuramente, hanno un vantaggio rispetto a noi, perché il direttore ha citato la cambiale agraria, ma pensiamo anche alla cassa integrazione in deroga. Se non ci fossero state, ad esempio, alcuni imprenditori che l'hanno anticipata, noi oggi abbiamo persone che stanno ancora aspettando la cassa integrazione in deroga. Allora, se chi prima aveva un reddito che gli permetteva appena di pagare l'affitto e di stare in piedi con la famiglia, oggi cosa fa? Allora, perché riempirsi la bocca di grandi proclami? Le cose sono semplici, le associazioni di categoria sono lì apposta, i corpi intermedi sono lì apposta, spiegano con semplicità cosa va fatto. E quindi questo è il tema. Il tema non è solo le risorse, perché magari le risorse prima o dopo arriveranno, sicuramente nei meandri dei bilanci qualcosa verrà stabilito, poi vedremo se sarà utilizzato un criterio di specificità oppure sarà andata a pioggia. Noi proponiamo che, ad esempio, le regioni su questo ambito gestiscano le cose, perché le regioni hanno in mano quella che è la situazione delle imprese, dei settori che sono state in difficoltà e quindi possono oculatamente intervenire. Però se non andiamo a sburocratizzare, rimarremo sempre fermi al palo. E del resto, vedi, qual è stato il refrain che noi abbiamo sempre anche denunciato in tutti i tavoli regionali e nazionali? Si vogliono dare risposte ad un'emergenza straordinaria che il mondo non si aspettava, perché ricordiamoci che non sono cambiate le cose in Italia, è cambiato il mondo dal 9 marzo. E quindi si vogliono dare risposte allo straordinario con strumenti ordinari. Non è possibile. Non è possibile, e questo il governo se ne deve rendere conto. Allora vanno bene le kermesse a Villa Pandolfini o che faranno oggi con gli stati generali, ma bisogna mettere a terra quelli che sono i decreti che hanno messo in piedi, altrimenti non se ne esce. E il problema è che noi rischieremo di perdere imprenditori agricoli e non ce lo possiamo permettere. No, assolutamente. Direttore, questa situazione, siccome veramente a livello un po' generale si parla poco di agricoltura, a livello nazionale, cioè vediamo tanti interventi eccetera, però l'agricoltura sembra un po' messa in secondo piano, sembra che tutto sommato, passata l'urgenza di avere manodopera, perché sennò altrimenti non riuscivano ad avere i raccolti determinati, basta, il settore sia tranquillo. Ma in altre regioni, in altri ambiti territoriali, che aria tira? Della disperazione. Questa è l'area che tira oggi nel settore agricolo. Basti capire anche l'atteggiamento, sì, ma basti capire anche l'atteggiamento di questi 500 miliardi che saranno a disposizione della comunità per quanto riguarda gli interventi specifici, e quindi nel decreto rilancio, gli interventi specifici nei vari settori. Per l'agricoltura 1 miliardo e 200 milioni. Ma di cosa stiamo parlando? 1 miliardo e 200 milioni su 500 miliardi che saranno probabilmente, non lo so, così dicono, a disposizione di vari settori. Cioè, voglio dire, è questo l'interesse che ha lo Stato italiano sull'agricoltura? Beh, se è questo l'interesse, siamo presi non tanto bene. E quindi per questo diciamo che oggi il settore agricolo, settore primario, settore determinante, va tutelato, come viene tutelato in altri stati, come viene tutelato in altre parti del mondo. Allora, se pensiamo che il settore primario sia un settore determinante e importante, lo dobbiamo tutelare con finanziamenti specifici alle aziende agricole perché restino nel territorio, per tutto quello che abbiamo detto finora. Infatti, a livello regionale che cosa si può fare qualche cosa? A livello regionale presumo che il bilancio regionale sia proprio misero per quanto riguarda il settore agricolo e quindi noi le richieste le abbiamo già fatte nei vari tavoli verdi che abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con l'assessore e anche con le altre organizzazioni. Chiaramente oggi noi cosa potremmo fare? Potremmo solo anticipare parte della politica agricola comune, la PAC, che ci viene data a livello europeo e quindi probabilmente ci sarà un intervento specifico su questo. Ma ricordo che quelli sono comunque soldi degli agricoltori, cioè non sono soldi che sono dati agli agricoltori in più rispetto al Covid, sono soldi degli agricoltori che vengono solo anticipati, quindi probabilmente oggi vi è necessità di fare un maquillage matematico, di anticipare questi finanziamenti per far sì che le nostre aziende sopravvivano all'interno del nostro territorio con le grandi difficoltà che abbiamo prima accennato. Chiarissimo. Allora, torniamo su questi temi, poi vediamo se ci sono anche altre emergenze dopo la pubblicità, tra poco.